Allora, Don Peppe, vorremmo sapere la sua opinione sul Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Parli qua dentro. Intanto, scusate, E in questo registratore? ma questo non è un microfono. No, è un microfono. Comunque adesso non perdiamo tempo, parliamo immediatamente dell'attualità politica. Mi dica che cosa pensa di Silvio Berlusconi. Se voi vi date un ragazzo e poi vi perdissero tempo, perché vi date a casa vostra, scusate? Perché la siamo venuti a trovare in questo giaciglio dove lei giace in questo momento e... A tua giglia, che stanno dal di capataccio, che poi le spine, dice a tua giglia, allora stanno in Sicilia. Don Peppe, ci parli di Berlusconi, per favore. Berlusconi, Bellinocchi, come si chiama? Io non si chiama Berlusconi, Bellinocchi si chiama. Poi si è cagnato un nome, perché sennò quando uscivano lo arrestavano subito. Ma che cosa ne pensa del caso Noemi, del fatto che questo Berlusconi sta andando in giro con giovani ragazze, che sta facendo sesso con minorenni? Che cosa ne pensa? Ho fatto che è lattusa. Eh, Guardate, stiamo vedendo, guardate, tutti gli uomini sono lattusa. A dopo quando arriva, la si arrattano. E poi ci dice, guardate dentro di voi, scusate, è bello, voi venite a uno che vi piace la lattata, si deve potete accostare. E chi invece è proprio dell'attusa che è così. ma è giusto che questo Berlusconi faccia le leggi per tutelare la propria rattusaggine, non Peppe? Guardate, se potesse fare prima che facesse. Eh, scusate, io so fatte le leggi e le femmine ci vanno fino a dentro la casa. Io mi facessi pure io le leggi per far venire da casa mia. Ma io non bene, no? Perché io non so belli nostri. Ma allora lei ha votato per Berlusconi, zio Peppe? No, io voto sempre per re, ma il re non ci sta più una voto per nessuno. Ma non sarebbe d'accordo allora per fare re Berlusconi? Sì, se io facessi un re io la volassi. E chi vorreste come regina, zio Peppe? A Regina, a quelle casorie là, quella che si allattava. No, Noemi, dite voi? Chi? Noemi? Non so come si chiama, a bionda, a bionda. Noemi Letizia? Sì, proprio di essere, sì. E a Patrizia Raddario che cosa fareste fare? Quello che facessero fa voce. In che senso? Madonna mia, perché voi non sapete, scusate. Ma dareste un ruolo politico a Patrizia Raddario, zio Peppe? E dice, sa chi è lo giuressa. A parte Berlusconi, che cosa ne pensa di Gianfranco Fini? Sta bene, è troppo secco, che da fame. Per di non scritto meglio. Senta, e ci vuol parlare di Rosy Bindi? Che cosa ne pensa di Rosy Bindi? È meglio la ciuccia amici. In che senso, zio Peppe? È meglio la ciuccia amici, basta così. Zio Peppe, invece un'opinione su Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti d'America. Chissà chi lo che hanno fatto unire. È il vero. Come erano dice, guardate, l'hanno fatto che l'hanno fatto. Non lo so, io non voglio dire niente, ma a me non mi è piaciuto. Mi piaceva assai Bush, come si chiamava? Bush. Bush, mi piaceva più assai. Zio Peppe, ma allora siete... Questo mi piace la moglie. Ma allora siete un pochino razzista, zio Peppe? Che sono, Un poco razzista? non ho capito questa parola. Non credete nella parità delle razze, delle etnie? Oh Madonna mia, sapete com'è? Noi siamo noi, loro sono loro. Però stiamo a miscare, però c'è da valere la pena. Che la moglie mi miscassa. E zio Peppe, ancora una cosa, che cosa ne pensa della Lega Nord, di Borghezio, di Calderoli, di Bossi, di tutta questa gente qua? A mondezza di cristiano. Ma che ci volete fare un'echista? E già conoscere le mogli. E sono abbastanza cesse anche le mogli, zio Peppe. E allora facesse una latrina pubblica. Ho capito. Zio Peppe, ancora una cosa. Lei sa che il segretario del PD adesso è Bersani. Che cosa ne pensa di Bersani? Ho scocciato. È quello senza capelli, zio Peppe. A me mi piaceva chi lato, chi baffa. Achille Occhetto, D'Alema, chi? Chi sto caga detto all'ultimo. D'Alema? Sì, chi lo piaceva assai come persona, mi piace assai. Poi chi è una varca, signore. Chi lato sarà un pezzente. Ma che cosa ne pensate del comunismo in generale, zio Peppe? Guardate, io sono monarchico, che faccio a dire? Allora, quando dice che non ci stanno più, hanno sparuto, non ci sono più. Hanno finito, i comunisti hanno finito.
Ma anche i monarchici hanno finito, zio Peppe. Va bene, però noi teniamo sempre un potere ricco. E quindi voi dareste a un personaggio come Emanuele Filiberto il trono d'Italia senza problemi? Quando si fa più grosso che capisce qualcosa, per me non sono silva ancora. Quando si fa più grosso, prima che si finiva. Ma voi siete più borbonico o più savoiardo? Io Barbona. Borbonico. Barbona sia da voi, guardate. No, io dicevo borbonico, non dicevo barbone. Non iniziate a offendere, zio Peppe. Sentite, io voglio essere tutto quello che dite, voi però non offendete, sennò vi chiamo una cosa in faccia. No, io parlavo dei Borboni, quelli che hanno regnato a Napoli, zio Peppe. Ah, Orle Napoli. Carlo III, Ferdinando. No, che là, guardate, o nonno mi dicevano che le gente apposta. Erano veramente gente apposta e gli Camposanti a portare le chiese in tema tutte le settimane. E quindi siete più borbonico che savoiardo. Ma che faccio a dire, guardate, io parlate come va fatta la mamma vostra, non spostate con la bocca, lo torno a dire. E allora se dovete scegliere, che ne so, tra la monarchia inglese, preferite gli Stuart o i Tudor? O tutto, ci vogliamo un culo a torre. No, zio Peppe, no, veramente. I Tudor, Elisabetta Tudor. Sì, no, mi merdi, ma nata io, ma nata io. Faccio caso pure sopra di me, nata io. No, zio Peppe, veramente, no. Nata io, ma nata io, mi chiama una cosa in faccia, non la bastonata in capo. Ma che chiamate a Nicolo? Come? Chiamate a Nicolo? No, la chiamo direttamente io. E come fate? Voi dite che non ce la fate, siete debole, La anziano. vostra sorella. Zio Peppe, ma sempre vi dovete arrabbiare con me. Io sto tentando di trattarvi con rispetto, ma voi... Ma vado a sapere, guardate, tengo l'età, io tengo 100, non so quando, ha già passato 104 anni. del 4 anni, tengo io, ma chi Voi va? avete detto di avere 104 E anni. chi va a buco? Me l'avete detto voi la scorsa intervista, ma forse... No, ma già scordato, guardate, 104 ne tengo, Sì, 104 anni. non mi ricordo. Così avete detto. Nato a Marano di Napoli nel marzo Si 1905. va a GT, e allora è così, si va alla GT è così, ma io mo non mi ricordo più. Ho capito. Quindi non vogliamo parlare più di politica a questo Ma punto. io nata io proprio da mo. Nata io proprio. Quindi mi cacciate fuori, zio Peppe? Ma anche i cani si cacciano, però vado a sta zitta e si volete staccare. Se no dove vi mandate? A fanculo.